benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Nuova offensiva antimafia a Catania, 36 le persone arrestate. I boss gestivano dal carcere i traffici attraverso videochiamate. Tra le vanterie intercettate anche lo stendardo su una candelora di Sant'Agata. 14 fermi nell'Agrigentino per droga e intimidazioni mafiose. Violenza per imporre il pizzo a Palermo, un coraggioso imprenditore che non pagava, pestato, sequestrato e minacciato di essere gettato in fondo a una botola in campagna, ma sono stati arrestati in 4. Sicurezza, la vera Palermo è qui. Sit-in di solidarietà davanti alla cioccolateria del capoluogo assaltata domenica da balordi che volevano dare una lezione al titolare davanti ai clienti. Perché mancano i controlli? Chiede la gente. A Catania le spiagge della playa di fatto vietate ai disabili, passerelle disastrate e ostacoli di ogni tipo per raggiungere il mare e non mancano le difficoltà anche nei servizi igienici. A Gela il personale del 118 lavora da mesi in condizioni insopportabili in locali fatiscenti dell'ospedale Vittorio Emanuele, ma ora un bene confiscato alla mafia potrebbe offrire una via d'uscita. A Siracusa anche una gita in barca con i figli dei detenuti. Tra le attività del progetto Sprigiona il tuo cuore, per evitare che i giovani commettano gli errori dei genitori. A Palermo monta la polemica sull'abolizione delle carrozze a cavallo. Basta con lo sfruttamento degli animali. È il messaggio di associazioni, politici e attivisti riuniti in Piazza Verdi davanti al Teatro Massimo. Calciomercato, dopo Augello il Palermo sta per chiudere altri 2 acquisti. In Serie C sembra fatta per Casasola al Catania, che potrebbe chiudere anche per l'esterno Donnarumma dal Cesena. Scatenato il Trapani che ha appena sistemato la difesa con Negro e Salines. Bentrovati, dunque operazione contro il clan Santa Paola Ercolano a Catania con 36 arresti. I boss gestivano dal carcere anche stavolta i traffici addirittura attraverso videochiamate. Tra le vanterie intercettate anche lo stendardo su una candelora di Sant'Agata. Orazio Longo. Una cosa che quando cammina s'annaca e che nessuno l'ha fatto prima. A parlare Giovanni Nizza, tra gli arrestati nell'operazione Naumachia condotta dai carabinieri su disposizione della Procura di Catania. Quella cosa che s'annaca, come dice nell'intercettazione, è uno stendardo visibile in una candelora della festa di Sant'Agata del 2022 dove si legge il soprannome Banana, un vanto di cui andare orgogliosi. La festa di Sant'Agata, proprio per l'importanza che ha nel territorio di Catania, è stata anche un momento nel quale le organizzazioni hanno cercato di mostrarsi per raggiungere il popolo e mostrare la propria potenza. Sono 36 arrestati appartenenti al clan Santa Paola Ercolano per i reati di associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vero e proprio core business delle attività illecite, tale da garantire stipendi anche di 2.000 euro al mese agli affiliati, estorsione e detenzione di armi, un vero e proprio arsenale. Autentici arsenali composti da armi comuni, armi da guerra e persino degli ordigni che erano stati costruiti utilizzando delle flashbang. Il gruppo era attivo nei quartieri di San Giovanni Galermo, Librino e San Cristoforo. Tra gli arrestati anche una donna, la moglie di Giovanni Nizza, Maria Rosaria Nicolosi, che avrebbe avuto il ruolo di collegamento tra il marito e il clan quando quest'ultimo si trovava in carcere e gestiva gli affari tramite videochiamate. Veri e propri summit sfruttando la normativa Covid delle videochiamate autorizzate dal carcere e controllate solo all'inizio e alla fine per garantire la riservatezza del colloquio. Abbiamo avuto la possibilità di recuperare telefoni e talora anche di comprendere chi li faceva entrare all'interno, spesso i familiari, talvolta qualche funzionario infedele.
E c'è stato un blitz antimafia all'alba anche tra Agrigento, Porto Empedocle, Villa Seta e altri centri della provincia. I carabinieri hanno eseguito 14 fermi, l'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contesta traffico di droga, estorsione e attentati, anche in questo caso. Davide Sardo. È scattato all'alba un nuovo colpo alla criminalità organizzata. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento, con il supporto del ROS, hanno eseguito 14 fermi tra Agrigento, Porto Empedocle, Villa Seta, Favara, Canicattì e perfino a San Cataldo nel Nisseno. Un'operazione lampo che segna il terzo blitz antimafia dopo quelli dei mesi scorsi. L'inchiesta, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, punta il faro su un presunto sodalizio criminale dedito a estorsioni, traffico e spaccio di droga, attentati e intimidazioni, anche a colpi d'arma da fuoco. Sotto tiro, nei mesi scorsi, un panificio e un negozio di frutta tra Agrigento e Porto Empedocle. Secondo gli inquirenti, al vertice del gruppo ci sarebbero gli empedoclini James Burgio e Salvatore Prestia, quest'ultimo cognato del boss ergastolano Gerandino Messina, e i villasetani Pietro Capraro e Gaetano Licata. A tutti viene contestata l'aggravante di essere capi e promotori dell'associazione. Alcuni destinatari dei provvedimenti erano già detenuti. Perquisizioni sono tuttora in corso in diverse province. Palermo, seguito, minacciato e infine sequestrato per convincerlo a cedere alle pressioni estorsive, in 4 hanno tenuto sotto scacco a lungo un coraggioso imprenditore del capoluogo che non pagava il pizzo. Ora sono stati tutti arrestati. Manlio Viola. Pestaggi, minacce, sequestro di persona, quasi vere e proprie torture per convincere un imprenditore a sganciare i soldi. Una nuova frontiera estremamente violenta delle estorsioni è stata scoperta dalla squadra mobile di Palermo, che ha eseguito un'ordinanza del giudice delle indagini preliminari nei confronti di 4 palermitani. 2 adesso si trovano in carcere, mentre gli altri 2 sono agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Sono tutti indagati a vario titolo in concorso fra loro di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravata, atti persecutori ai danni di un solo imprenditore palermitano. Per ottenere soldi dalla vittima che avevano scelto e vedendo che le semplici richieste accompagnate dalle minacce velate non funzionavano, sono passati a minacce più pesanti. Dopo averlo sequestrato lo hanno portato in un casolare di campagna e lì minacciavano di buttarlo in un pozzo e lasciarlo morire all'interno della botola. La polizia ha ricostruito tutte le fasi della vicenda partendo dalle prime minacce. Sono stati documentati i reati commessi dagli indagati nei confronti dell'imprenditore, i cui movimenti venivano anche monitorati dagli stessi con l'installazione di un localizzatore nel suo ciclomotore, in modo da seguirlo anche a distanza e impedirgli di fuggire e sottrarsi ai pestaggi. A Catania adesso, dove una telefonata anonima in piena notte ha segnalato alla Polizia di Stato un deposito di droga, quello che state vedendo, in una casa abbandonata del centro storico. Secondo quanto riferito agli agenti della sala operativa della questura, 2 uomini incappucciati avevano abbandonato qualcosa all'interno dell'edificio, forse droga. Sul luogo, tra l'immondizia, come vedete, la polizia ha trovato 7 panetti di cocaina per un totale di oltre 7 kg che naturalmente sono stati sequestrati. A Messina è ancora avvolto nel mistero lo sconvolgente omicidio di Angelo Pirri, ucciso a giugno con un colpo di pistola dal padre nelle campagne di Pace del Mela. Investigatori a caccia di altre persone che avrebbero collaborato con l'assassino arrestato ieri. Francesco Triolo. La morte di Angelo Pirri, avvenuta ad inizio giugno nelle campagne ai Pace del Mela, resta avvolta in un velo di mistero. Anche l'arresto del padre Sebastiano, fermato dai carabinieri su richiesta della Procura di Barcellona, non ha certo chiarito i contorni di una vicenda sulla quale magistrati e militari stanno continuando ad indagare. Perché se i rilievi del RIS e dei cacciatori di Sicilia hanno evidenziato la presenza sul luogo del delitto del padre 61enne già noto alle forze dell'ordine,
Gli investigatori sono convinti che ci fossero anche altre persone che hanno collaborato con l'uomo, intanto a condurre Angelo Pirri sul luogo del delitto, per interrogarlo, per ucciderlo o l'omicidio è maturato dopo. Sono tutte risposte che i sostituti Dora Esposito e Carlo Brai, coordinati dal procuratore Giuseppe Verzera e la procura di Barcellona, stanno cercando passando al setaccio la vita di Angelo Pirri, che di recente effettuava diversi viaggi dalla Campania e dalla Lombardia per interessi economici ancora da capire. Cosa facesse Angelo Pirri può essere la chiave, considerato che la compagna avrebbe dichiarato ai carabinieri che l'uomo intendeva trasferirsi al nord Italia. E perché? Risposte che si attendono anche dal padre Sebastiano. Ancora non è stato fissato l'interrogatorio di garanzia, che potrebbe comunque tenersi entro la fine della settimana. Sebastiano Pirri ha diversi precedenti. Nel 91 venne condannato in primo grado a 18 anni di carcere nell'ambito del processo per l'uccisione di un'infermiera. Nel 2011 fu coinvolto nell'inchiesta sui matrimoni di facciata per regolarizzare gli immigrati clandestini. Siamo con voi, la vera Palermo è qui, sit-in di solidarietà questa mattina davanti alla cioccolatteria che domenica scorsa è stata assaltata, dipendenti colpiti dalla furia di chi voleva dare una lezione al titolare, che oggi è tornato a lavorare e che abbiamo incontrato con Marco Gullà. Lorenzo, il titolare della cioccolatteria che qualche giorno fa è stata assaltata e presa di mira da alcuni balordi, è ancora scosso, arrabbiato, ma è tornato a lavorare. Travolto dall'affetto di cittadini e amici, vuole lasciarsi alle spalle il grave episodio che ancora una volta ha acceso l'allarme sicurezza a Palermo. Ma questa escalation di violenza è figlia di un periodo di generazioni a cui non gli è stata fornita una vera alternativa. Ancora i quartieri molti quartieri di Palermo, che non sono tanto centro storico, ma in tutti i quartieri sono ancora un vivaio fertile per le discendenze dei malavitosi, dei mafiosi che ancora trovano terreno. Questa mattina una manifestazione d'affetto nei confronti dei titolari del locale. Il messaggio è più sicurezza e legalità per Palermo. Quel senso di frustrazione sicuramente in questo momento è attenuato e la paura un po' meno, perché comunque insomma quella resta. Ormai Palermo è una città in mano ai barbari, ne succedono in continuazione. Sì, non nascondo che un po' di paura ce l'ho. Ormai non abbiamo controllo da parte di nessuno, non c'è una macchina della polizia, la notte non si può camminare, ma com'è possibile? È peggiorata notevolmente, voglio dire, era quasi impossibile, però mi dispiace, ma questa amministrazione ci è riuscita, controllo zero. E il sindaco Roberto Lagalla, che ieri ha incontrato i titolari della cioccolatteria, dice: è tutto sulle mie spalle, non auspico l'esercito di per sé, ma un maggiore controllo del territorio. Nei prossimi giorni in prefettura ci sarà un incontro tra il prefetto Mariani e le associazioni di categoria che nei giorni scorsi hanno lanciato appelli sul fronte sicurezza. Certo, questa gravità della situazione sicurezza a Palermo non potrà continuare a durare a lungo. Andiamo ad Agrigento. Si sono simbolicamente incatenati davanti alla prefettura in segno di esasperazione i titolari e i dipendenti delle cooperative sociali che vedete, che si occupano dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Le cooperative operano in tutta la provincia agrigentina, da mesi denunciano gravi ritardi nei pagamenti, alcune strutture non ricevono fondi pensate da oltre un anno. È stato richiesto l'intervento immediato dello Stato per salvare il sistema dell'accoglienza e assicurare un futuro dignitoso ai minori ospitati. Il Tribunale del Lavoro di Termini Imerese ha condannato l'INAIL al risarcimento della vedova di Giuseppe Failla, dipendente del comune di Castelbuono, scomparso a 64 anni per un cancro devastante causato dall'esposizione all'amianto. Alla vedova sarà corrisposta una rendita mensile, oltre agli arretrati, e alla maggiorazione prevista dal Fondo Vittime dell'Amianto. Disabili a Catania, spiagge della playa off limits, vietate di fatto. Passerelle disastrate, ostacoli di ogni tipo per raggiungere il mare e non mancano le sorprese, tra virgolette, anche per i servizi igienici. Tonino De Manna.
Spiagge libere, ma non per tutti. È un vero calvario l'accesso al mare, alla playa di Catania, per i soggetti portatori di handicap, alle prese con barriere ed ostacoli di ogni tipo. Spiaggia libera numero 3 Stromboli, è qui che l'avvocato Francesco Sanfilippo si avventura per potersi godere qualche ora di relax. Bastano i primi metri per capire che non sarà certo una passeggiata, anzi, percorrere la tortuosa pedana in legno diventerà un'incredibile fatica per lui e per chi prova ad aiutarlo. Abbiamo noi regalato al comune, o meglio concesso in comodato d'uso gratuito per l'intera stagione balneare, 3 sedie per disabili. Sedie che attualmente, seppur fisicamente all'interno degli stabilimenti balneari, diventano di fatto inutili e inutilizzabili perché il disabile non può accedere. Dopo aver percorso una ventina di metri sotto il sole a picco è d'obbligo un passaggio al bar per una semplice bottiglietta d'acqua. Altre difficoltà. Non potendo accedere al bar, ho preso l'acqua dalla porta di servizio del bar. Capitolo servizi igienici, manca persino il maniglione della porta. Deluso ed amareggiato, il nostro Francesco lascia la spiaggia, dove l'unico bagno è stato quello di sudore. Il comune è totalmente e certamente inadempiente perché ha un obbligo di vigilanza e controllo e anche di comminare sanzioni nell'ipotesi di gravi violazioni da parte del concessionario. Soprattutto i disabili hanno diritto al mare, quindi le alternative sono 2, così come ho scritto a chiare lettere all'assessore Guzzardi: o si sistema, si rende a norma la passerella, oppure io farò in modo di attivare tutte le autorità, in primis la Capitaneria di Porto, per chiedere la chiusura dello stabilimento balneare. E non se la passano meglio i normodotati alle prese con una passerella disastrata. E seguiremo naturalmente gli sviluppi dell'iniziativa dell'avvocato che avete appena visto. Lasciamo Catania. Da mesi il personale del 118 di Gela lavora in condizioni, diciamo, estremamente disagiate nei locali fatiscenti dell'ospedale Vittorio Emanuele. Ma ora un bene confiscato alla mafia potrebbe offrire una via d'uscita. Il sindaco promette tempi rapidi. Vedremo. Gerry Italia. Da fuori sembra solo un cantiere abbandonato, in realtà è l'accesso alla cosiddetta postazione Charlie del 118 di Gela. Un corridoio in discesa conduce a 2 stanze seminterrate, soffocate da polvere, detriti e finestre a filo del marciapiede. È da qui che parte una delle 2 ambulanze della città. Le condizioni sono disumane, caldo torrido, assenza di aria condizionata, perdite fognari e liquami che risalgono dagli scarichi durante la notte. Ogni turno inoltre una lotta contro insetti, topi e blatte che entrano dai tombini. Ma le blatte uscivano da qua? Sì, anche da qui. Noi praticamente da qui, tutte da qua. E di giorno caccio passeggio dei topi praticamente. È questa da mesi la realtà quotidiana per medici e soccorritori, una sistemazione provvisoria, si diceva, che ormai dura da tempo. Nel frattempo il personale cerca di garantire soccorsi rapidi e salvare vite, lavorando in spazi che negano ogni dignità. Uno spiraglio si apre però nel quartiere Fondoiozza, dove un edificio confiscato alla mafia potrebbe diventare la nuova sede del 118. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha dichiarato di essere pronto a accelerare l'iter burocratico pur di garantire in tempi brevi una sistemazione dignitosa al personale del 118 e un servizio più efficiente ai cittadini. Se il 118 è pronto per andare lì e per attivare la postazione, per me, ripeto, anche se l'atto avverrà in un secondo momento, mi assumerò la responsabilità di firmare un foglio per dare immediatamente l'ok ad occupare, diciamo, quei locali. Intanto resta l'amarezza per una vicenda che ha visto un presidio sanitario fondamentale operare per mesi in condizioni al limite del rispetto umano e sanitario, una ferita che oggi prova a rimarginarsi anche grazie al riutilizzo virtuoso di un bene sottratto all'illegalità. A Palermo approda in giunta la finanziaria bis della regione siciliana, riveduta e corretta dopo l'esplosione dell'inchiesta corruzione, ed è ormai a puntate il racconto delle intercettazioni della Procura di Palermo. Maglio Viola. Da una parte la lettera ai probiviri di Fratelli d'Italia inviate da Gaetano Galvagno, presidente dell'Ars, e da Elvira Mata, assessore regionale al turismo, dall'altra parte la finanziaria bis modificata per non prestare il fianco ad altri contributi passibili di indagine, che oggi sbarca in giunta dopo l'accordo in un vertice di maggioranza. Nel mezzo invece una doppia inchiesta che continua a snocciolare dettagli sulla stampa. La mossa palesemente concordata di ieri sera dei 2 esponenti del partito di Giorgia Meloni in Sicilia, indagati
slegati in due filoni paralleli dell'inchiesta per la corruzione fra Parlamento e Regione siciliana, evita che sia il partito ad aprire un'indagine su di loro, una scelta che il commissario Sbardella definisce trasparente. Ma se l'attenzione degli esponenti di partito è incentrata nell'arginare le conseguenze politiche, parallelamente continua la fuga sistematica di notizie ed oggi compare il nome anche dell'ex assessore al turismo Manlio Messina. Messina non è indagato, a tirarlo in ballo è l'ex portavoce del presidente dell'Ars Galvagno, Sabrina De Capitani, che nelle intercettazioni rivendica di averlo inventato lei e averlo portato al successo. In questo clima oggi sbarca in giunta la finanziaria riveduta e corretta, una manovra da 200 milioni di euro che Schifani ha voluto rivedere, ma che ha presentato agli alleati ieri in un vertice di maggioranza prima di portarla in giunta, blindando così gli accordi. Accordi già presi anche con il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno nelle sue funzioni. Con Galvagno infatti Schifani è in stretto e continuo contatto e ha concordato un percorso che dovrebbe permettere alla legge di variazione di bilancio di essere approvata dal Parlamento prima dell'interruzione estiva. Caltanissetta, l'ex procuratore di Roma ed ex presidente del Tribunale Vaticano Pignatone, è stato sentito ieri per 9 ore dai PM della Procura di Caltanissetta, che l'hanno iscritto nel registro di indagati con l'accusa di favoreggiamento alla mafia. Pignatone è indagato in particolare nell'ambito dell'inchiesta sul presunto insabbiamento dell'indagine su mafia e appalti, insieme all'ex PM di Palermo Natoli, che è stato sentito la settimana scorsa per 12 ore. E adesso a Siracusa una gita in barca a vela con i figli dei detenuti. È una delle tante attività del progetto Sprigiona il tuo cuore, un modo per fare vivere nuove esperienze ai giovani che attraversano un periodo delicato e perché evitino gli errori dei genitori. Francesco Aloi. La barca a vela è al Porto Piccolo a Siracusa, pronta a salpare. Prima però saliamo a bordo. Un'uscita organizzata per loro, figli di detenuti, giovani che stanno attraversando un periodo difficile. Cerchiamo di trascorrere un paio d'ore, insomma un po' di tempo in spensieratezza. Sprigiona il tuo cuore è il nome del progetto, ma questa è soltanto una delle attività, laboratori che permettono di vivere nuove esperienze. Selezionato dal fondo con i bambini per il contrasto della povertà educativa minorile, è un progetto che prevede diversi laboratori, tra cui quello che si sta svolgendo oggi. In mare si sta tutti insieme, un'occasione per socializzare. È così che possono nascere nuove amicizie. Avete conosciuto nuove persone? Sì, e molte altre persone. Cosa significa questa esperienza per voi? Per me questa esperienza significa rilassamento, quando ti rilassi, tipo quando dormi. Esperienze che poi si rivivono al momento dei colloqui, in carcere. Queste sono esperienze positive che vengono condivise e che arrivano anche laddove ovviamente ci sono delle limitazioni relazionali. Dietro le sbarre c'è chi ha sbagliato e per questo sta pagando. Una pena che però non può essere scontata anche dai figli. Mantenere vivo il legame col genitore è fondamentale. Non c'è dubbio, è così. A Palermo monta la polemica sull'abolizione delle carrozze a cavallo. Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi fra il sindaco Lagalla e il deputato regionale Labardera, è di ieri la protesta dell'attivista Enrico Rizzi, servizio di Marco Goulà. Basta allo sfruttamento dei cavalli è il messaggio che associazioni, politici e attivisti hanno voluto mandare da Palermo. Piazza Verdi, davanti il Teatro Massimo, qui dove solitamente le carrozze sostano, si è svolta una manifestazione di protesta per spingere l'amministrazione comunale ad abolire le carrozze a trazione animale. Una manifestazione importante, Palermo dice basta allo sfruttamento di animali, di cavalli che ogni giorno sotto il sole cocente sono costretti a essere sfruttati da soggetti
senza dignità. Il sindaco di Palermo fa una marcia indietro, avrebbe dovuto modificare questo regolamento, purtroppo hanno cambiato idea in corsa sperando che possano ritornare in sé. Voglio sperare che ci sia veramente un cambiamento, perché la città si sta ribellando, la città non è più disposta ad accettare questa vergogna, questi cavalli che continuano a essere sfruttati sotto il caldo cocente, a svenire sotto il caldo cocente. Allora un appello ancora una volta all'amministrazione comunale, alla regione siciliana: approvate la legge, la proposta di legge dell'onorevole Lavardera e diciamo una volta per tutte basta lo sfruttamento di questi animali. La replica del sindaco Roberto Lagalla: c'è una specifica iniziativa consiliare che propone l'elettrificazione dei mezzi e quindi, sottolinea il primo cittadino, l'eliminazione della trazione animale, e tale proposta procederà nel suo percorso. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calciomercato le ultime sulle trattative delle siciliane. Vi aspetto. Calciomercato, dopo l'arrivo di Augello, il Palermo sta per piazzare altri 2 colpi in uscita Insigne e a un passo dall'Avellino. In Serie C Casasola e Pieraccini a un passo dal Catania, che lavora anche per il sostituto di Inglese, Tonino De Mana. Rotti gli indugi con l'arrivo di Augello svincolatosi dal Cagliari, il Palermo sta per chiudere altri 2 movimenti in entrata. È questione di ore il ritorno del Jolly Elia e l'ingaggio del mediano Palumbo, quest'ultimo proveniente dal Modena. Poi l'attenzione del DS Osti si sposterà sul difensore centrale con il genuano Bani in pole position. In uscita Insigne sembra destinato all'Avellino, che ha proposto un biennale. In Serie C si muove anche il Catania, che sembra aver soffiato Casasola alla Salernitana dell'ex Faggiano. Chi arriverà di sicuro è Pieraccini, giovane di belle speranze del Cesena. Formula del prestito con diritto di riscatto, anche se il Cesena vorrebbe la possibilità di esercitare il controriscatto. Dal club romagnolo potrebbe arrivare anche l'esterno Donnarumma e si lavora anche sull'attacco, dove bisognerà trovare il degno sostituto di Inglese. Corazza dell'Ascoli e Tonin del Pescara sarebbero nella lista dei preferiti del DS Pastore. È scatenato invece il Trapani, che ha sistemato la difesa con l'ingaggio di Negro del Cittadella e dell'ex capitano del Foggia Salines. Ceduti Zuppel, Cristini e Zappella al Guidonia, Guerriero al Treviso e il baby Shortino alla Pistoiese. In stand-by invece il mercato del Siracusa, che attende l'ufficializzazione di Laneri per avviare la campagna di rafforzamento. Sarà una mezza rivoluzione, ma per i primi nomi sarà necessario aspettare ancora qualche giorno. Noi intanto ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.